Emozioni, applausi, atmosfere, suoni e canzoni, costumi d'epoca, pitture e un plastico raffigurante la Valle dei Templi. Grande progetto culturale dell'Istituto Bersagliere Urso di Favara per la presentazione delle poesie sulla Valle dei Templi della giornalista Margherita Trupiano. Un grande lavoro di squadra voluto dal Centro Guttuso, nel corso del quale il maestro Vincenzo Patti ha donato alla scrittrice uno splendido acquarello a tema. Hanno relazionato la presidente Lina Urso Gucciardino, il dirigente scolastico Bice Lombardi, la studiosa e letterata Etta Migliotto, i critici d'arte e il letterario Vincenzo e Antonio Patti, moderatore Giuseppe Moscato. Grande impegno del corpo docente di alunni e genitori che hanno proceduto a un vero e proprio studio delle poesie. Ricordiamo risultate tra le assegnatarie del premio Buttitta 2019. Le emozioni dalla valle che ti hanno emozionato ma che sei riuscita a trasmettere in una emozione collettiva a questi ragazzi della scuola di Favara che ti hanno accolta con amore. Assolutamente, io sono veramente commossa perché sono andati al di là di quello che era il mio desiderio, la mia speranza, quella che questi versi potessero raggiungere i più giovani, perché potessero rendersi conto, crescere proprio con la consapevolezza della grande ricchezza che la nostra storia e la nostra natura ci hanno regalato, e così nella contemplazione di questa bellezza avere la possibilità di riconciliare il nostro io con quel mondo esterno che molto spesso ci offre tante brutture. Grazie, sono veramente commossa. È stato veramente un momento bellissimo, noi abbiamo proposto le poesie in classe anche per fare un lavoro interculturale, abbiamo coinvolto l'educazione artistica, l'educazione musicale, i ragazzi hanno realizzato dei quadri, delle pitture ispirate dalle poesie, hanno fatto dei canti e la riuscita di questo pomeriggio è stata veramente eccezionale, molto bello. Proporremo in seguito altri eventi del genere perché sicuramente sono momenti formativi che fanno crescere i nostri alunni. Un incontro veramente bellissimo perché abbiamo veramente trasformato la presentazione di un libro che potrebbe sembrare una cosa diciamo normale in un evento grandissimo dove i ragazzi effettivamente sono stati coinvolti in maniera assoluta, partecipazione dei genitori, ed è stato quindi un giorno veramente che si è realizzato quello che abbiamo desiderato, dire ai ragazzi che la lettura, le poesie, l'arte è qualcosa di grande a cui devono avvicinarsi, e Margherita con il suo libro ha portato e ha fatto questo, ha detto ai ragazzi leggete, e i ragazzi hanno letto con amore.